Non sono sola, lo avrete già visto, non è per maleducazione che do le spalle a loro, ma in televisione è difficile a volte gestire lo spazio. Sono i Nur, un applauso per loro che aprono la nostra trasmissione. Voi teoricamente in scaletta eravate un po' a trasmissione avviata, invece questa sera avete una grande responsabilità, e cioè mantenere incollati i nostri telespettatori qui da ora fino alle 23, perché loro faranno un concerto di 2 ore. Ce la fate? Sì, confermo, 2 ore e facciamo liscio. Non è vero, sto scherzando, saranno in nostra compagnia, ma la serata sarà comunque ricca di tanti ospiti e li conosceremo come sempre nel corso della serata. Invece iniziamo con il brano che dà il titolo al vostro ultimo lavoro discografico, che più tardi vi presento, che uscirà tra qualche settimana e si intitola Quento Colores. E di cosa parla? Beh, questa è una filastrocca che parla di pace. Parla di pace. I Nur. Quento los favores de quento colores que viven en pace que en agarrare. Quento los ballos, quento hemos noi, seguimos a ballare, propizia su momento, comenta esos flores que si muoven in pare, canno suento sulla de su mare, sulla de esa terra, sa che raio che terra, che tape la terra e va la prosa paghe. Maso, somina, pensa solo a agarrare caso, somina, pensa solo a fare male casa, notte, teneme in su coro, ma che ti homine, pensa lo saprai. Esa luna che splende esa notte galana, risposta sincera. Io non comprendo nada esa luna, che su poco che arde in voi. Ditte che ritte, voi te che ratte, non tiene motivo su mostro operare. Caso rayos de de sole, scalda su mano e pure su buono. Maso, somina, pensa solo a agarrare caso, somina, pensa solo a fare male casa, notte, prende in suo coro, ma che ti homine, pensa lo saprai. Viven in pane che in agarrare. Que todos los ballos, que todos hemos noi, seguimos a ballare, propizia su momento.
esa terra, esa guerra io che guerra, che tappe da terra e va la cosa paghi. I Nur li ritroviamo subito dopo la pubblicità. Tutto bene? Sì. Poi voglio scoprire, perché non abbiamo sempre tanto tempo, ma oggi abbiamo qualche secondo in più, quindi voglio scoprire qualcosa anche di voi, perché vi vediamo sempre cantare, però non sappiamo in realtà chi siete, quindi aspettateci e tornate dopo la pubblicità. Allora, iniziamo qui dal primo, che non conosciamo, quindi vorremmo conoscerla. Lei è? Massimo Perra. Massimo Perra. Sbaglio o l'ho vista qualche altra centinaia di volte qui? Forse sì. Forse sì. Massimo, oggi vorrei scoprire le vostre professioni, oltre a quelle di musicisti, che è difficile spesso che sia quella del musicista la professione principale. No, beh, non è possibile. Io faccio il rappresentante e poi suono in estate. Possiamo dire di che cosa? Latticini. Di latticini. Bene. Invece lei che ha scelto questo look così sardo? Sì, sono un dipendente pubblico. Un dipendente pubblico, sì. Non diciamo dove e come, e neanche il perché di questo look così... È casuale. È casuale. È casuale, sì, vero? Sì. Lo immaginavo, guardi. Invece lei che canta così, bel giovine, in scuro, che vorrebbe richiamare un velluto che però non è velluto? No, assolutamente. Infatti. Io vendo fumetti, quindi mi devo adeguare. Ah, è un personaggio anche lei? Direi di sì. Direi di sì, bene. Invece qui dietro, io so già la professione, vi dico veramente molto interessante a quest'ora, perché trattasi... Di pizza. Di pizza, quindi so che in questo momento tanti di voi stanno gustando magari altro, ma a noi farebbe piacere comunque conoscere più da vicino. Prego. Io lavoro in un ente di formazione. In un ente di formazione? Sì. Sei un professore? No, faccio il coordinatore dei corsi. Ah, ecco, quindi nell'ufficio. E invece qui? Io ho cominciato a fare l'avvocato e speriamo di riuscire. Ah, quindi se abbiamo problemi sappiamo a chi chiedere aiuto. E questa invece zebra qui? Questa zebra è un regalo di un'amica che è tornata dall'Africa. Ecco, anche tu casualmente? Sì, casualmente. Tutto sì. sardo stasera, sì, praticamente sì. Giochiamo in casa, arriviamo qui dall'ultimo che so che balla la danza del ventre, ma a parte questo... Insegno educazione fisica. Ah, ecco, c'era un motivo, perché so che con la nostra truccatrice vi eravate conosciuti proprio. Come? Dico che fidanzata che fa un... Vabbè, no, non andiamo oltre, I Nur! Tosta
Ritroviamo i Nur quasi a conclusione di questa serata e vi presento il CD che non abbiamo visto prima, CD che sarà penso in tutti quanti i posti possibili e immaginabili tra qualche settimana, quindi oramai è prontissimo, è in stampa Kentu Colores. Ci vuoi raccontare un pochino lo spirito che ha legato poi i brani di questo lavoro discografico, il secondo dei Nur? Sì, il secondo lavoro dei Nur. In questo disco abbiamo usufruito della collaborazione di alcuni musicisti sardi, tra cui appunto alcuni, quasi tutti Cordas e Cannas per esempio, ricordo Sandro Fresi alla ghironda di Tempio, abbiamo avuto Alessio Sanna alle tastiere, adesso non ricordo tutti quanti i nomi, non vorrei dimenticarmene qualcuno, ce ne sono parecchi altri, Diego che abbiamo visto prima con noi al violino, Enrico Frongia ovviamente, che salutiamo, approfittiamo di salutare. Qui avete riunito tanti musicisti. Sì, il nostro obiettivo era quello appunto di riunire questi musicisti e dimostrare che spesso certi campanilismi sono un po' sciocchi, voglio dire, in Sardegna spesso c'è un atteggiamento un po' negativo, in tal senso una chiusura che spesso abbiamo riscontrato. Noi invece volevamo dimostrare il contrario, collaborando con tutti, dimostrando che si possono fare cose belle tutti assieme. Insieme. Tutti Adesso assieme, certo. Cosa ascoltiamo? Adesso ascoltiamo Zusi Dadu. Zusi Dadu è una rielaborazione di un brano, di un ballo, diciamo, di una danza del nuorese in chiave rock blues. E niente, presento a mare anche il successivo che faremo subito e che invece non me lo ricordo più. Facciamo una cosa, tanto ne ascoltiamo uno per volta, il pubblico ascolta questo, poi io rientro, quindi il secondo lo presentiamo dopo, avrai 5 minuti per ricordarti i Nur. Grazie.
io volevo sapere da te se per caso questi 5 minuti ti hanno rinfrescato la memoria e quindi sei in grado di presentarci il prossimo brano. Sì, ho fatto un grande sforzo, ora però mi ricordo il brano che dobbiamo presentare ora. Meno male perché altrimenti avresti dovuto cantarlo lo stesso. Avrei inventato un titolo, ecco, non è un problema, quello invento anche i testi. Invece vogliamo la verità. E la verità è che il titolo del brano è Maimone, si ricollega al discorso affrontato prima, tant'è che il testo di questo brano con 2 M. e ogni tanto salta fuori, non è normale. Appunto, siamo proprio in periodo di carnevale, abbiamo parlato di Mamutones e i Maimone. Il Maimone, certo, anche il Maimone